Prima seduta del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, dopo ben 26 giorni dalle elezioni che hanno visto Luca Zaia confermato alla presidenza del Veneto per il secondo mandato. Un Consiglio regionale caratterizzato dalla nomina del presidente Roberto Ciambetti e da qualche tensione sui numeri della maggioranza. Lunedì, nella prossima seduta d'urgenza del Consiglio, il governatore Zaia presenterà ufficialmente anche la giunta con i nomi degli assessori ancora top secret. Ma li saprete assieme ai veneti lunedì. Penso che sia corretto presentarli per primo al Consiglio regionale nel rispetto del Consiglio, quindi la presentazione degli assessori e la presentazione ovviamente del programma che gli assessori saranno chiamati a rispettare. La seduta di oggi si è aperta con la nomina del Presidente del Consiglio regionale, che ha visto anche voti della minoranza convergere sul leghista Roberto Ciambetti, che sarà affiancato dai due vice Massimo Giorgetti di Forza Italia e Bruno Pigozzo del Partito Democratico. È un segnale immediato appunto di operatività del Consiglio, senza aspettare le seconde convocazioni o altre cose che appunto sono lontani anni luce dalla mentalità del Veneto e che invece devono dare assolutamente l'operatività al Parlamento dei Veneti, che deve essere immediata, efficace e efficiente. Molta attesa sulla composizione della maggioranza in Consiglio, che dovrebbe contare su 29 consiglieri contro i 22 dell'opposizione. Sergio Berlato, di Fratelli d'Italia e primatista di Preferenze, potrebbe far parte proprio della minoranza, mentre sono ancora pendenti dei ricorsi. Polemico anche Jacopo Berti, il candidato presidente dei 5 Stelle, che si era candidato a far parte dell'ufficio di presidenza ma che non è stato scelto. Respinta la richiesta di Piero Ruzzante del PD di far slittare il prossimo Consiglio di alcuni giorni per completare la formazione dei gruppi. Convocherei con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2 dello Statuto, per lunedì 29 giugno alle 10:30. E in apertura di seduta, alla vigilia del funerale di Egidio Maschio, l'imprenditore padovano che si è tolto la vita, il consigliere anziano Fabiano Barbisan propone un minuto di raccoglimento per chi ha fatto questa tragica scelta. Prima di iniziare i lavori propongo di osservare un minuto di raccoglimento